ogni traguardo è un punto di ripartenza per un nuovo progetto. L'impegno comune di Udinese Calcio e Blue Energy Group sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale compie un nuovo straordinario passo. Le due società annunciano la conclusione dei lavori dell'impianto fotovoltaico ospitato sulla copertura del Blue Energy Stadium. Prende vita un nuovo progetto che coinvolge il territorio e la società del Friuli Venezia Giulia. Nasce Energia in Campo, una comunità energetica rinnovabile che permetterà ai sostenitori del club e alle aziende dell'area circostante l'impianto che vi aderiranno di condividere e utilizzare la parte di energia prodotta dal parco solare del Blue Energy Stadium non impiegata nella struttura. Completato da pochi giorni dal team, l'impianto fotovoltaico ospitato sulla copertura dello stadio di proprietà del club friulano è una realizzazione d'avanguardia che vede installati 2.409 pannelli solari di ultima generazione in grado di produrre una media di circa 3.000 kWh al giorno. Progettato per il supporto del Politecnico di Milano in qualità di Energy Advisor, l'impianto, i cui pannelli occupano un totale di 4.615 metri quadri di superficie, aggiunge ulteriori elementi di innovazione a una struttura sportiva che rappresenta già un riferimento in Europa per gli stadi del futuro in termini di design, multifunzionalità, sicurezza e sostenibilità. Siamo molto orgogliosi, insomma, è un palcoscenico internazionale unico e quindi insomma che racchiude un po' tutti anche i concetti sui quali abbiamo lavorato, la sostenibilità, diciamo, l'impianto nuovo di proprietà che ahimè in Italia ancora facciamo fatica e quindi diciamo è un riconoscimento importante per noi e che ci spinge ad essere sempre più ambiziosi.